Senti, però poi noi ti vedremo al E cinema. poi voi mi vedrete dal Dai, 6 ottobre 6 esce ottobre, esatto. Quasi Orfano, questa commedia che ti dirò ha un cast meraviglioso perché c'è Scamarcio, Puccini, Bebbo Storti, Nunzia Schiano, fantastico. Gerardi che fa mio marito. È veramente molto molto variegato e c'è anche un'amica attrice che in questo caso fa un cameo, Azzurra, però mi ha seguito per il pugliese perché io ho dovuto studiare certo, una lingua. Certo, perché poi ricordiamo il film e ho visto proprio a Riccione alcuni pezzi, esilarante, è la storia di Scamarcio, poi va a Milano, no? Si rifà una vita, una vergine artistica, Un'immagine. diventano tutto, e poi gli arriva però addosso. Cioè lui diventa un grande architetto di fama internazionale con tutta questa aplomb, Esatto. questa allure, questo glamour, la moglie Con la Milano altrettanto, della Milano bene, della no, Milano d'aperitivo, esatto. della Milano della gente di un certo livello e poi però ha una famiglia in Puglia di cui si vergogna, quindi lui nega di avere questa famiglia Sì. e dice di essere orfano, per cui anche questo attira una certa, come posso dire, compassione quasi, no? Poverino, è orfano. Fino al momento in cui però poi arrivano addosso. Arriva tutta la famiglia. Ma tu che ruolo hai quindi? Io sono parte della famiglia, la moglie del fratello. Tra l'altro io sono stata la sua fidanzata quando eravamo piccoli. Però non ti svelo molto, però Quindi parlerai in pugliese? Io parlerò in pugliese. Che tu però non sei pugliese, no? Io non sono pugliese, però l'ho studiato, t'ho detto con Azzurra. con la coach. È stato difficile? È stato appassionante. All'inizio dicevo, Dio, speriamo, perché hai sempre paura, no, di andare certo, in quella perché cosa poi macchiettistica, sì. cioè vuoi rimanere credibile. Poi soprattutto sui dialetti, insomma, in Italia non è facile. Poi il pugliese da dove vai, da 3 chilometri a cambia. Molfetta, cioè c'è 3000 possibilità, no? E noi invece ci siamo sintonizzati sul barese, che è quello che generalmente viene proprio preso come riferimento. Però è stato affascinante, a un certo punto io mi sono reso conto che questa cosa l'avevo incarnata, adesso speriamo che i risultati lo siano altrettanto, però avevo proprio voglia di essere pugliese, di parlare pugliese, desideravo le orecchiette. Quindi, di stare... pranzo, orecchiette, tutto... Sì, poi insomma Scamarcio, come sai, Scamarcio era è molto a casa, pugliese, è molto pugliese. È ancora molto pugliese. Era molto a casa sua. Esatto. E poi abbiamo girato in questa masseria, c'erano le galline, le oche, i maiali, questi profumi intensi, diciamo, di campagna. È stato divertente. C'è anche Pappalardo, Adriano, insomma una presenza molto forte. Doc, esatto, poi tra l'altro anche lui. Senti, grazie, chi è il tuo mito, la tua attrice di riferimento? Cioè quella che anche quando eri ragazza l'hai vista e hai detto Ecco, quando ero ragazza io vedevo i film di Telefoni Bianchi, mi ho detto così sembra veramente quanti anni c'ha questa, però vedevo anche i vecchi film, certo. Quindi cioè Mario Camerini, mi piaceva tantissimo, Kim Novak, cioè tutte le attrici di Hitchcock io le ho amate tutte. Che stile, i costumi poi che li mettevano, i costumi, l'eleganza, che erano i costumi di Eddie Ted, poi costumista fantastico. No, che queste donne algide che poi improvvisamente diventavano passionali, questi contrasti. E lui ce l'aveva poi, no? La cosa della donna, anche in trio internazionale, ti ricordi, c'era Eva Marie Saint, tutta, e dopo diventava... Esatto, e poi dopo lui si innamorava ogni tanto, è stato molto innamorato di una sua attrice feticcio. Sì, e poi anche Tippi Hedren, che dopo che poi non si è saputo cosa è successo, anche lì ci sono tante storie, no, su quella... È vero. Perché Hitchcock aveva delle ossessioni proprio, no? Queste bionde ladre, bionde... tutto. Io ho amato Vertigo, la donna che visse 2 volte. Che visse 2 volte, ecco, quel genere lì mi ha tanto presa, insomma, nell'infanzia. Quali sono i tuoi 5 film che porteresti sull'Isola Deserta? Sull'Isola Deserta sicuramente porterei Fellini, perché di lui proprio amo questa capacità di sognare, di rendere credibile il sogno, no? Anche la libertà totale. La libertà, 8,5, no? Perché poi comunque racconta il suo essere regista, la follia di questo ambiente.
Sì, la sua libertà, è vero. Porterei quindi uno Fellini, 2 La La Land lo mettiamo? La La Land, ma mettiamocelo, pure La La Land ci vuole, perché poi nell'isola devi ballare, io amo ballare. Poi non devi intristirti sull'isola, sennò. No, e devi sempre anche sognare un amore impossibile, perché poi alla fine è sempre lì che è più interessante raccontare un amore qualcosa che non è, se no è finita subito. Qual era quell'altro meraviglioso? Adesso non mi verrà mai un indizio? Il titolo. Un indizio. Un attore, un'attrice? Sì, l'attore è quello che ha fatto il petroliere. Daniel Day-Lewis, Daniel Day-Lewis. Certo, Il filo nascosto. No, prima Michelle Pfeiffer. Come no, certo, di Martin Scorsese, L'età dell'innocenza. L'età dell'innocenza, 1983 se non sbaglio. 93, scusa, sì, 93. Sì. E c'era Winona Ryder pure. E c'era Winona Ryder che fa la moglie che lui non ha. Quello porti su no. No, però mi piaceva questa cosa dell'amore che non si tocca mai, no? E vabbè. Che rimane là. Altra roba. Quindi La La Land, La donna che ho visto 2 volte. Adesso guarda. La commedia italiana, con Fellini, le orecchie tappate, Fellini. proprio oggi è appena scesa so che il film della vita non mi sta venendo. No, ma una commedia italiana? Una commedia italiana, tutta la vita a scola, mi porta, che l'ho conosciuto. Dramma della gelosia, sì? Sì, l'ho incontrato, io ho doppiato Marie-Ghislaine per La Cena e ho avuto questa gioia di incontrarlo e di sentire dire lui alla direttrice del doppiaggio: no, deve essere lei, il personaggio è lei. Io non ho mai doppiato. Bellissimo. E com'è stato il doppiaggio? È stato bellissimo perché, guarda, quei registi là avevano un dono, che ti guardavano, ti dicevano com'erano le cose e tu andavi, cioè ti dicevano la linea, come l'olio, cioè la capacità di metterti sulla strada giusta. È perché avevano una visione poi, no? Avevano una visione già quando ti davano la possibilità, no? Esatto. di entrare nel loro mondo. E quindi sì, lo ricordo come un incontro bellissimo, illuminante, immagino. Bello, sì. E poi che per il doppiaggio non l'ho mai doppiato. Infatti poi è un altro lavoro, no? È un altro lavoro, ancora per me oggi è un altro lavoro, perché spero sempre di non doppiare, perché ho paura di rovinare le cose fatte in presa diretta, perché sai, certo, c'è sempre un rischio, no? Assolutamente. E niente, quello sì, è un bel ricordo. Vabbè, poi, insomma, la valigetta dei film ce l'abbiamo. La valigetta dei film ce ne stanno altri. Vabbè, intanto però ci facciamo bastare poi questi. Magari, Grazie, l'ultima domanda però, ti chiama un regista? Questa sera stai uscendo, esci dal cinema, ti arriva una telefonata di un regista, vedi il suo nome che ti chiede di lavorare nel suo prossimo film. Chi vorresti che fosse? Che nome vorresti apparisse? Ti dico Malik, ma perché ti voglio dire per non scontentare nessun regista. Hi, grazie. I'm Terrence Malick. Sì, perché è abbastanza. Che io non faccio mai. Cioè, io sempre lavoro in commedia, però in realtà ho un'anima molto complessa. Sei tormentata. Molto tormentata. Ma qual è il tuo Malick preferito? Tree of Life? No, un po' prima, i film precedenti. La sottile linea rossa? Bellissimo, però anche Cancelli del cielo. Cancelli del cielo, quelli là, anche quell'altro che adesso. Il primo, La rabbia giovane con Martin Sheen. La rabbia giovane, ma c'è un altro allora dopo che non mi sta venendo, sempre storie sentimentali. I giorni quello con Richard Gere pure, certo. Sì. Vabbè, insomma, mi piace sempre lui, mi è piaciuto anche nelle verità nascoste, cioè The Hidden Life, la vita nascosta. Che era passato proprio qua qualche anno fa. Sì. Vabbè, se ti chiama rispondi. Se mi chiama rispondo sì. Anche insomma ce ne stanno tanti di registi bravi. Sì. Se Spielberg chiama? Spielberg è il mito assoluto, penso che svengo al telefono. Direttamente. Penso che siano i primi film che ho visto e mi sono innamorata di film americani, oltre. Sei cresciuta, quindi tipo E.T., Duel, Indiana Jones, Duel Sugarland Express. Perché anche a me piace molto, no? Duel era un thriller pazzesco, con un camion, una macchina e ti teneva incollato un attore e basta. Meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, ti vediamo al cinema allora. Allora sì, mi raccomando. C'è appuntamento? 6 ottobre, ma
pure il 7, l'8, il 9, certo, venite perché è un film veramente dove ci si diverte, ma è ricco di attori bravi, e quindi anche interessante vedere questi due mondi, no? Chi vincerà, la famiglia del sud o il nord, quello tutto. Tra l'altro arriva dopo le elezioni, quindi chi lo sa. E infatti, magari potrebbe essere, diciamo, addolcire un po' la situazione, chi lo sa. Vediamo. Grazie Schiavo, grazie mille per essere stata con noi e al cinema. È stato un piacere. Ciao, grazie. Ciao. Grazie.